Come tutti sappiamo, quando un Palermo si illuvia, ne escono tutti i fognatori fuori e la città diventa una vera e propria gebbia. Nina e l'amica sua, Natascia, siccome ai tempi del catechismo appena questione con il padrino della zona, proprio da innata avevano deciso di fare ciò sgaibo. Ma bella la verità! Quando piove in Palermo si può camminare solo con la vaica. Pigli a Mondello, ci vuole un brevetto di sommazzatore. Siccome sapevano che da innato padrino era nasciuto per la processione, per essere più sicuri si infilava in sgarrubo trasendo la sacrestia. Nina, che si tagliava tutti i film di Indiana Jones, scanciò il calice della comunione per il Santo Graal e pensando che hanno scantinato c'era tesoro, scendiò con l'amica sua per a tagliare. Siccome hanno scantinato c'era un tubo spurnato, l'acqua aveva cominciato il contatore della luce e quando i femminili da domare la lampadina per fare l'uscio, piglia la scossa. Che in gergo tecnico si chiama risciare. L'acqua voglia tipo idromassaggio, i pomoni si scingono a tipo salsa di pomodoro e la corrente va scoppando a uscire verde. E se morì subito si muore.